Eccoci di nuovo in onda. Allora, direttore, in questi 10 anni di settimana della bonifica sicuramente c'è stato un rapporto con i cittadini che in qualche modo possono conoscere il ruolo del consorzio di bonifica, ma anche approfittare per fare le visite agli impianti, fare anche biciclettate, visite ludico-sportive, corse campestri. Insomma, è un momento sicuramente bello, anche conviviale per chi vuole conoscere questa realtà. Però voi avete fatto anche, l'Associazione Nazionale Bonifiche ha realizzato una indagine vera e propria. E in che cosa consiste questa indagine? Cosa è emerso? L'indagine, che nasce da un progetto nazionale della nostra associazione, ha come titolo Acqua come risorsa, minaccia o risorsa, quindi perché l'acqua in realtà abbiamo visto che è stata una minaccia, però se dovessimo analizzare oggi questo comparto potremmo dire che siamo già in crisi idrica per la siccità, perché non è che siamo tanto lontani, quindi queste due facce della medaglia rispetto alla gestione del problema acqua. Però l'indagine che è stata commissionata ha un compito specifico, quello di andare verso i cittadini a capire quali sono le preoccupazioni, in modo particolare sulle emergenze idriche e alluvionali e di insicurezza nel loro territorio, e soprattutto se riconoscono o meno il ruolo dei consorzi, perché è da anni che questi enti che noi amministriamo combattono in maniera positiva con la società per far capire quel ruolo silenzioso che dicevamo prima e l'importanza che hanno sul territorio. Secondo noi siamo convinti, e lo eravamo e lo siamo ancora, in modo particolare in questi momenti, che il ruolo è molto innovativo e strategico nella gestione del territorio e viene percepito nel parlare quotidiano dagli amministratori, dalle amministrazioni, dai cittadini stessi che vengono a contatto con l'attività di consorzi, molto importanti. E poi invece ci troviamo di fronte a dei momenti di discussione anche da un punto di vista politico, dove sembrava, in un determinato percorso, che i consorzi dovessero essere tolti, chiusi, perché carrozzoni. Allora, questo non potevamo accettarlo, e sta di fatto che anche l'indagine commissionata ha rilevato, soprattutto in quest'area, che sì, i cittadini hanno per oltre il 50% paura, cioè come paura la sicurezza ambientale e territoriale, quindi la sicurezza della propria proprietà. Però dall'altra parte conosce i consorzi di bonifica nel suo ruolo e li danno al 94%, tra abbastanza importante e molto importante, il ruolo che loro svolgono nel mantenere in sicurezza, per le loro competenze, va bene, il territorio. Per noi questo è un punto non a favore, di forte impulso alla nostra attività, perché siamo convinti che continuando a parlare, ecco la settimana della bonifica, a parlare con i cittadini del nostro ruolo, che per dargli la possibilità di toccare con mano quello che tutti i giorni i consorzi fanno, forse renderemmo più dolce quel contributo che devono pagare, pensando che la loro casa, pur inserita in una zona residenziale, tranquilla e sicura, di bonifica non abbiano più da interessarsi neanche di contribuire, quando in realtà, guardando il loro giardino magari sì, ma guardando dietro casa, dove c'è un alveo di un fiume, di un canale o di una serie di reticoli che, se non tenuti in manutenzione, potrebbero domani mattina creargli dei danni, forse quello il consorzio continua a farlo, lo sta facendo da decenni e lo continuerà a fare per il futuro. Quel piccolo contributo che chiediamo ai proprietari di immobili va proprio in questo segno. Ecco perché noi vogliamo far capire ai cittadini, attraverso le porte aperte dei nostri impianti e della nostra attività, qual è quel ruolo silenzioso che tutti i giorni svolgiamo nel nostro Veneto. Ecco, un 94% di fedeltà, di comprensione del vostro ruolo mi sembra un buon dato, quanto emerge da questa indagine, ed è importante anche questo patto per il territorio che voi volete attuare, che state attuando e che si concluderà proprio con la settimana della bonifica, poi il 18, con il convegno padovano del quale parlavamo prima in apertura. Presidente. Sì, forti appunto della nostra sensazione e avvalorati dall'indagine, abbiamo capito e ci siamo resi partecipi del nostro ruolo di importanti in questo territorio. Per questo abbiamo ritenuto opportuno dare seguito e continuare a tenere, passatemi il termine, alta l'attenzione
sugli argomenti posti, cioè sicurezza idraulica, irrigazione, acqua. Per far questo, essendo attori principali del territorio, abbiamo pensato di fare questa tavola rotonda e l'abbiamo chiamata Patto per il territorio e abbiamo voluto dare un sottotitolo: Uniti per la sicurezza del territorio del Veneto. Uniti perché è indispensabile fare sinergie, uniti perché è indispensabile che ci sia sempre un'attenzione importante verso questo tipo di argomento, perché abbiamo capito che abbassare i toni, abbassare l'attenzione è pericolosissimo, perché poi si lascia tutto, si pensa che tutto sia naturale e normale. Non deve essere così. Per questo noi Consorzio di Bonifica vogliamo essere attori, ma attori in positivo, attori in propositivo, e vogliamo essere sempre e portare l'attenzione, continuare a tenere vivo questo tipo di problema, perché è indispensabile. È indispensabile quindi che tutti quanti gli attori di questo territorio, quindi province, comuni, regione, protezione civile, ripeto, tutti chi in un modo diretto o indiretto abbiano la programmazione di un territorio, e la programmazione del territorio è elemento fondamentale ed importante per la gestione di questo territorio, la abbiamo voluta riportare all'attenzione perché riteniamo che questo sia un momento essenziale. E quindi questa conclusione della settimana della bonifica in Veneto per noi è un elemento di continuità su cui insistiamo ed insisteremo sempre per mantenere alto il livello di sicurezza della nostra regione. Ecco, quali sono poi le altre indicazioni che lancerete proprio da questo convegno, direttore? L'obiettivo è quello che ha detto il Presidente, è stimolare un dibattito e quindi anche gli impegni in termini di attività fra gli enti che si occupano di pianificazione e gestione del territorio. Ci poniamo un obiettivo, quello di non fare più gli sbagli fatti nel passato. Se ognuno aveva le proprie competenze, dai comuni alle province, la protezione civile, perché è l'ente in realtà governato dalla regione che è intervenuto in maniera reale anche con le proprie forze, con i volontari nell'alluvione e nella gestione delle emergenze, perché non succeda più e quindi perché insieme si possa costruire qualcosa. Però ecco, guardare avanti, guardare al futuro, perché programmare un territorio vuol dire non fare un investimento in emergenza, non fare un'azione in emergenza, ma vuol dire guardare nei prossimi anni, quindi vuol dire partire oggi insieme e forse arrivare fra 10 anni con un Veneto più sicuro. È logico che noi facciamo la nostra parte, siamo sotto la legge da tutti della Regione Veneto, perché la Regione Veneto ci raccoglie tutti insieme, noi abbiamo le nostre competenze, siamo un ente, come dicevamo all'inizio, di autogoverno, siamo regolati dalla Regione, insieme ad enti come le province, i comuni e la protezione civile, provare a guardare il futuro della pianificazione. Questo è l'obiettivo che ci poniamo, quindi ci siamo fatti avanti noi, un primo passo perché riteniamo aver qualcosa da dire, ecco perché la tavola rotonda, perché la pianificazione, lo sviluppo sostenibile del territorio veneto non può passare o essere lasciato ad ogni singolo strumento di pianificazione. C'è bisogno, non dico di una regia, però di un qualcosa in più che sia basato sugli errori del passato e che ci faccia guardare avanti. Ecco, in conclusione dobbiamo quasi chiudere, Presidente. Il direttore diceva appunto che non si ripropongano episodi così drammatici come l'alluvione recente. Ecco, quali sono appunto le strategie per l'immediato per evitare di cadere ancora in situazioni così pericolose, tenendo presente la delicatezza del territorio veneto? Intanto bisogna dar atto che la Regione ha istituito un comitato istituzionale scientifico che ha fatto e a breve mi sembra farà delle proposte per un investimento mi sembra di 2 miliardi e 700 milioni. È ovvio che questi 2 miliardi e 700 milioni di euro che servono a mettere in sicurezza il Veneto hanno bisogno appunto di concretezza. Ecco, posso dare allora 10 secondi anche a lei, una veloce però perché siamo in conclusione. La Regione è del tutto impegnata in tal senso, però non per lanciare la palla ad un altro, io ritengo che il problema dell'acqua si realizza attraverso il coinvolgimento di tutti,
anche il singolo cittadino proprietario di immobile deve assumere la consapevolezza che c'è una parte a suo carico. Questo non vuol dire solamente pagare il contributo di bonifica, l'invarianza idraulica e il cambiamento del territorio generano sempre una trasformazione sulla rete. Ecco. Allora io mi fermo qui, devo per forza chiudere, ma vi ringrazio tantissimo per averci fatto conoscere al meglio la realtà dei consorzi di bonifica. Buona giornata a tutti.